Grazie Dora, che è una così cara amica e collega, e in tante occasioni mi è stata vicina, mi ha consigliato e anche oggi così generosamente mi ha introdotto. E poi grazie a Ines che mi ha invitato a questo evento, offrendomi la possibilità di incontrarmi, conoscere un autore così, che in parte conoscevo indirettamente, ma soprattutto attraverso così, i suoi articoli. E poi non avevo mai approfondito il lavoro di Umberto Galimberti direttamente, ma per vari motivi, tra cui il fatto che i suoi interessi apparivano distanti dai miei. E tra i miei difetti è quello di essere un po' monotematico, cioè di occuparmi delle cose che mi interessano e di trascurare tutto il resto. E anche di essere in qualche modo un po' provinciale all'inverso, di leggere soltanto le opere straniere e trascurare quelle italiane. Sono difetti che si riconoscono con l'età ma non si riescono mai a correggere. L'autore poi quando mi ha invitato a questo evento dico ma grazie per l'onore, il piacere, ma cosa vengo a fare? Ma non posso sottrarmi a questo impegno, a questo invito di amici e anche a questa nuova esperienza di apprendimento, cioè ho letto quello che non avevo ancora letto, ho cominciato a pensare, a riflettere e a conoscere un autore che ieri sera poi ho conosciuto anche personalmente. Non ci siamo, nonostante siamo di Milano, viviamo nello stesso quartiere, abbiamo fatto la stessa università, non ci siamo mai visti. Eppure, ciò nonostante facciamo la stessa disciplina. Ecco, in più lui mi cita e io lo citerò, cosa volete che vi dica? Cioè, un autore peraltro, e qui non si può essere solo compiacenti, bisogna essere un po' realisti, un autore famoso ma anche controverso, non è vero? Cioè, un autore di cui si discute, no? Perché quando dici vado a presentare il lavoro di Villeneuve, ma come? Tu vai a fare questo? Sì, io non me ne sono mai occupato di quello di cui ha occupato lui, però mi hanno offerto questa possibilità e data l'età posso correre anche il rischio di imparare qualche cosa. E allora io adesso vi do un quadro di quello che ho capito e credo che possa essere utile di questa esperienza, di questo grande, grosso, pesante volume. Ma io ho trovato un'opera molto personale che rispecchia un itinerario personale di letture, di approfondimenti, di inquietudini anche e di esperienze. Cioè è come una storia, una narrativa, infatti è scritta da un solo autore, non è una collezione di autori che si impegnano a mettere a fuoco una disciplina e a proporre delle definizioni, a dare dei confini concettuali, a dare delle informazioni di metodo, a riassumere una letteratura. No, io ho visto un discorso molto personale, che rifletteva letture, pensieri, riflessioni e consegnava poi a noi, no, quello che lui riteneva. Perciò io credo che Ines abbia detto bene quando dice il suo punto di vista. Il suo punto di vista. Però il suo punto di vista è un punto di vista molto attento a prendere in considerazione i punti di vista degli altri e questo è sicuramente uno dei suoi meriti. Sul piano personale io credo una grande apertura, una grande generosità, cioè tenere conto dei punti di vista di quelli che non la pensano come lui e citare anche persone che sono meno generosi con lui o che sono stati meno generosi con lui. Questo a mio parere è un indicatore di grande apertura intellettuale e anche di lealtà, non poco di questi tempi. La lettura è un'attenzione al presente, sì, fino a un certo punto. Se io volessi essere critico, si dice ma mancano certe cose, ad esempio non ho trovato il bullismo. Vabbè, insomma, fa niente, ci sta tanta altra roba. E con la coscienza del passato, ecco, questo mi pare straordinariamente importante, la coscienza del passato, la coscienza della storia. Ci dimentichiamo la storia, ci dimentichiamo che gli stessi problemi che noi ci affrontiamo, soprattutto in psicologia, gli stessi interrogativi, se li sono già posti mille altre volte tanti
molto prima di noi. Allora, per evitare di pestare acqua nel bagnato, cioè, o di ripetersi, non sarebbe inutile, anche per i giovani e i meno giovani, riprendere in considerazione come gli stessi problemi sono stati affrontati in altri tempi, in altre condizioni, ma non da persone meno intelligenti, non da persone meno desiderose di conoscere, di risolvere il problema. Questa coscienza del passato, questo rispetto del lavoro altrui e di chi ci ha preceduto mi è parso molto importante. Certo, questo richiede una capacità di lettura, una capacità di elaborazione, una capacità di assimilazione straordinaria. Qui troviamo un autore straordinariamente prolifico, ma un autore anche attento al presente e pertanto attento a veicolare le sue riflessioni, il suo contributo, a un pubblico largo. Perché questa lettura, se io, tanto non costa tantissimo, 60 euro si può prendere, il problema è dove si mette, in case piccole. però una volta che l'abbiamo poi ci si può fare tante altre cose, ha una giusta statura per fare anche esercizi di fisioterapia. Va bene. No, io ho trovato può essere un'introduzione, può essere un'iniziazione, può essere un orientamento all'approfondimento, anzi uno stimolo all'approfondimento su alcuni temi. Così uno vuole sapere, non so, cosa vuol dire una certa cosa, l'equazione personale la trova lì. Però se su certi temi invece c'è una riflessione più profonda. Allora, quando ero giovane ho avuto delle curiosità per la fenomenologia. Uno dei concetti che mi hanno introdotto alla nostra disciplina e che è intraducibile in inglese o che è difficilmente traducibile in qualsiasi altra lingua, è quello di vissuto, di esperienza vissuta. Per me io credo che la psicologia stia ancora, cioè uno dei fini, degli oggetti della psicologia, è questa esperienza, questa esperienza vissuta di cui noi inferiamo qualcosa, di cui noi osserviamo qualcosa, ma non riusciamo mai completamente a cogliere. Ma perché? Perché è costantemente in divenire. Ecco, su questi temi la formazione di Galimberti, le sue frequentazioni con Jaspers, le sue letture di Heidegger piuttosto che Husserl, sono, per me, dal mio punto di vista, sono così un rinnovarmi, un ritornare a pensare a cose a cui pensavo in passato e poi ho messo da parte quando ho cominciato a fare un programma molto rigido di ricerca empirica, di ricerca ancorata ai cosiddetti fatti. Però quando a un certo punto ho rinunciato a fare lo psicologo o lo psicoterapeuta, ma mi sono deciso soprattutto a studiare psicologia, ad approfondire la psicologia come disciplina di conoscenza. Io ho messo un po' da parte quello che per me continuava a essere l'inafferrabile, l'appena intuibile e questo straordinario aspetto della nostra disciplina che io credo centrale. Come la parte sulla mente, per me anche questo, non vi ha dedicato moltissimo, ma l'ho trovato molto interessante. Andare proprio sia come una persona che dice cos'è la mente, sia come uno che per la mente ha tante definizioni, dice ma vediamo come Galimberti scioglie questi problemi, questi nodi irrisolvibili che si pongono costantemente quando cerchiamo di concettualizzare il concetto di mente. In un momento come oggi in cui molta gente sembra dimenticarsi della mente, perché oggi sembra che il problema è il cervello. Ci abbiamo fatto una decade per il cervello, the decade of the brain, quella del 2000, no, del 1990. Ma insomma io trovo che riscoprire la mente, riscoprire l'esperienza vissuta, ritornare a pensare, per me è stata una grande sollecitazione, un'opportuna sollecitazione in un momento della mia vita in cui ho ricominciato forse a pensare un po' più in grande.
Perciò il libro, l'opera, l'investimento dei 60 euro vale per moltissimi lettori, perciò probabilmente avrà un buon royalty, io spero che Feltrinelli che faccia un buon lavoro, ma mi pare che vada bene. Il tipo di lettori sono, Galimberti è un autore, mi pare, molto noto anche al grande pubblico, perciò sicuramente anche per gente che ha delle curiosità psicologiche soltanto, non sono né psicologi né studiosi di psicologia, troveranno molto utile il volume. Il volume, a mio parere, è opportuno, però questi lettori coglieranno certe cose, mentre altre saranno, a mio parere, per lettori magari più come me, che sono interessati a riscoprire, no? A ritrovare, no? A ritornare a certe cose. Certamente si dirige a un pubblico molto vasto. Un merito del volume di Galimberti, a mio parere, tra i tanti, è anche quello di citare la ricerca italiana. E questo è importante, amici e non amici. Cioè il lettore trova in questo dizionario i riferimenti ha riferimenti ad autori italiani, perciò anche se non è un grande esperto di lingue, di psicologia, eccetera, eccetera, sa dove andare a trovare certe cose. E non è soltanto il riconoscere il merito altrui, l'accreditare che anche in questo paese, anche nel nostro paese, anche persone che non la pensano come noi, che magari parlano male di noi, hanno fatto un buon lavoro. E hanno fatto un lavoro che merita, è un lavoro che è accessibile, è disponibile. Troverete molti colleghi di Padova, molti colleghi di Roma, molti nomi che noi conosciamo, molti libri che si trovano nelle nostre librerie ancora. Non è bisogno andiamo alle fonti, e questo lui è andato alle fonti, lui ha citato, e questo mi pare molto importante. Rispetto all'attualità, il discorso lui ha fatto psicopatologia o psichiatria, psicopatologia, psicoanalisi e neuroscienze. Beh, il mio interesse oggi è molto interessante. Io da un po' di tempo non mi occupo più, non mi sono mai occupato tanto di psicopatologia, ma mi sono occupato abbastanza di psicoanalisi, non me ne occupo più. Penso che la psicoanalisi appartenga alla storia della psicologia e sia un momento fondamentale che non si può trascurare della storia della psicologia. Vedo un futuro incerto per quanto riguarda la psicoanalisi. Per la psicopatologia è un altro discorso, e forse lì varrebbe la pena di riprendere le letture fenomenologiche, in un momento in cui il divario tra psichiatria e psicologia, a mio parere, è diventato troppo profondo. Cioè ci sono dei psichiatri che non fanno più psicologia, per me questo affari loro, ma è un danno per tutti. Sulle neuroscienze ho già detto il mio parere, molti miei colleghi sono affascinati dalle neuroscienze, io credo che bisognerebbe recuperare la mente. E recuperiamo la mente senza dimenticare il corpo, anzi sapendo che la mente ha le proprie radici nel corpo, non solo nel cervello, anche nei piedi. Perché c'è il corpo e il brain è una parte del corpo. D'altro canto, la mente si aggrappa alla cultura, si libera, cioè è un sistema, è altro, è un frutto di un'evoluzione, di un rapporto della vita, cioè del nostro organismo con la cultura. E qui c'è una dimensione culturale, qui il futuro della psicologia, tra i futuri della psicologia, lo sappiamo tutti, non è più ancorato a una visione deficitaria, andiamo a sanare qualche cosa. Il problema, assumiamoci la responsabilità di andare a costruire qualche cosa, e per costruire qualche cosa lo facciamo ritornando nuovamente alla storia, che è la storia delle idee, la storia del pensiero, la storia della nostra civiltà, è il discorso della cultura. Per cui il problema che io vedo, il futuro, è come la psicologia riesce a essere necessaria all'economia, alla politica. Cioè, prima di tutto, e qui torno con lui, la salute e l'educazione, ma poi la convivenza.
cioè come riusciremo a convivere in un mondo sempre più complicato, con una disponibilità tecnologica sempre più ampia, con delle potenzialità distruttive straordinarie, con lo stesso tipo di corpo che avevamo migliaia di anni fa, ma forse con una mente capace di esercitare un governo su quello che altrimenti sarebbe apparso del tutto ingovernabile. Grazie.